Sottofondo. Questa è la storia. Questa è la storia di Ernesto, nato da Vittorio Carluccio e sua moglie Gemma. La sua famiglia è stata una famiglia di lavoratori umile e semplice. E dal loro amore è nata Sara, Ernesto, Cirino e Violetta. Ernesto poi ha incontrato Lucia ed è stato abbagliato dalla sua bellezza, ma per fare una famiglia è stato costretto a partire in Svizzera per cercare fortuna e far vivere la sua Lucia come una regina. Quindi facciamo entrare Ernesto. Ernesto, tutto a posto? Sei emozionato? Tu chi sei? Io sono la figlia di Ernesto. Non sta bene Ernesto? Insomma, Può stare qui con noi. Avete idea di quello che può venire a voluto chiamarvi? Avete idea? Hai pensato che può essere? Ha pensato fatto la sorpresa. Chi ti ha fatto la sorpresa? No, questa Questo non la sappiamo. Lo scopriremo fra poco. Va bene? Ascolta Ernesto, ti ricordo che il signore o la signora si siederà qua. Poi dopo che tu la vedrai, solo dopo potrai dirci se può parlare. Quindi tu decidi questa sera se può parlare. può parlare o no? Aiutami. Tu sei una consiglione. Tu sei una consiglione. Puoi entrare, puoi entrare. Aspetta, ascoltiamo la storia, vediamo la storia. Mazza, grazie di vero, guarda, Vira. Signora, buonasera signora. Ti ricordo che può parlare solo. Ti ricordo che lei può parlare solo se Ernesto lo vuole. Ok? Allora apriamo. Un po' cosa ha fatto? Mamma mia. Di là, già qua. No, a busta se